Azienda agricola Mazzolada, 1 milione di bottiglie l'anno, famosissima a Castelfranco in quanto fa parte del gruppo Fraccaro Radioindustrie e stiamo aspettando che venga ad aprirci Paolo Eccoci Cusinato. qua, buongiorno. Buongiorno signor Cusinato, Paolo Cusinato di Cusinato, Castelfranco Veneto, che è il direttore dell'azienda agricola Mazzolada. Paolo, qua siamo nella zona. Qui siamo proprio nel cuore puro di l'Isompra Maggiore e in più siamo proprio nella circoscrizione dell'Ison classico. Noi abbiamo una proprietà di 127 ettari,50 e dei quali sono 95 ettari a vigneto. Abbiamo molteplici varietà, come state anche vedendo con le inquadrature. La nostra produzione, abbiamo 24 tipologie di bottiglie. Per una produzione di 1 milione, se non ricordo male. La potenzialità è assolutamente oltre 1 milione di bottiglie. Oltre 1 milione di bottiglie. Eccoci qui, nel frattempo ci ha raggiunto Daniele Bozza, enologo e responsabile della produzione all'azienda agricola Mazzolada. Paolo, Dimmi. la storia di questa azienda. Beh, la storia, sai, è una cosa abbastanza importante, anche perché la famiglia genovese ha cominciato a fare i primi passi in questa zona nel 1985, poi nell'87 ha acquistato sempre più territorio e man mano che passava il tempo l'ingegnere Umberto Genovese ha creato la cantina, una cantina che è con una campagna che ha un quadro unico, quindi il cosiddetto chilometro zero, tutto è fatto da noi. Non per niente abbiamo qui con noi adesso anche Daniele Bozza, che è il nostro tecnico enologo, che ci segue in toto in cantina come responsabile appunto produzione, come ricordavi tu prima. Quindi Daniele, non c'è intervento di terzi, cioè voi fate tutto dall'inizio alla fine. Siamo orgogliosi, o meglio la proprietà ha sempre battuto per questa cosa e io ne sono partecipe, che i nostri vini provengono esclusivamente dai nostri terreni e questa è una delle forze che ha questa azienda, cosa che appunto ci è stata, come dire, proprio trasmessa dalla proprietà. Questa è una delle cose che ho sposato immediatamente, fra le cose a cui ne sono anche orgoglioso, soprattutto perché si è convinti del prodotto che poi c'è in bottiglia, cioè, non voglio dire che io riconosco bottiglia per bottiglia, ma quasi, comunque che riconosco le varie annate, le varie tipologie, perché so da dove provengono. Parliamo nello specifico del tuo lavoro. Tu hai detto che sai riconoscere bottiglia per bottiglia o quasi, in base all'annata, all'appezzamento. Cosa fa l'enologo all'interno dell'azienda, in un'azienda come Mazzolada? Qual è Posso iniziare io? Certo. Allora, ti rispondo, Alessandro. Allora, l'enologo in ogni caso è una figura fondamentale per un'azienda come la nostra, che è un'azienda importante, con numeri in effetti molto importanti. Quindi è chiaro che non possiamo permetterci di avere una persona esterna, ma deve essere una persona che deve vivere la cantina, deve vivere il vino, deve vivere l'appezzamento, deve vivere la vigna quotidianamente. È per questo che poco fa Daniele ti ha detto che è lui la persona importante. Come è importante il nostro perito, come sono importante forse io, perché posso dare a volte dei consigli, perché io sono la persona che tocca il mercato, quindi che possa essere il mercato in Italia, possa essere il mercato un po' dove stiamo lavorando in questo momento, un po' in Europa e anche extra Europa, ok? Sì, poi in America, tipo in Cina. Quindi le richieste devono essere anche così, poi dopo accontentate. Deve essere il tecnico insieme all'agronomo a creare il gruppo di lavoro per trovare il massimo per poter lavorare in questa maniera. Il tecnico deve essere bravo, come giustamente ha finito Paolo, nel riuscire a interpretare subito cosa cerca il mercato
e con i prodotti che ha riuscire a essere rapido e pronto a entrare nel mercato che ormai è diventato sempre più esigente e soprattutto cambia in pochissimo tempo. Cioè noi abbiamo un ciclo vegetativo di un anno, un ciclo di maturazione che va dai 6 mesi a un anno mediamente, ma il mercato non aspetta questi tempi. È incredibile, però purtroppo è così. E con questa tipologia dei nostri prodotti, che noi siamo, non voglio dire leader, ma nella zona dei punti di riferimento qualitativo, su vini giovani e freschi. Tutti i vini bianchi che abbiamo, molte varietà, Tokai in primis, il vecchio Tokai che qui in questa zona si chiama Lison classico, ma poi Chardonnay, Traminer, Sauvignon, i prosecchi, chiaramente il Malvasia, il metodo classico fatto con le nostre uve, fatto qui in Mazzolada, e i rossi che si conoscono insomma nella zona di vitini internazionali, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Refosco, più una serie di cru che vengono invecchiati nelle barrique. Tutto questo chiaramente ecco, viene da me seguito e controllato. Ecco, a proposito, prima hai accennato ai mercati. Sì, Mazzolada è presente sul territorio italiano e all'estero. sì. In che paesi? Beh, in questo momento stiamo lavorando, ti posso dire, siamo presenti in Inghilterra, ok? Siamo presenti in Repubblica Ceca, Praga, ovviamente perché Praga prende tutta la Repubblica Ceca. Siamo presenti a Mosca, siamo presenti con 2 importatori in Cina. Abbiamo cominciato da circa 2 anni un mercato americano del Nord America. Ecco, ci sta dando delle risposte notevoli, questo sì. Allora, prima di spostarci Sì. a fare un piccolo tour, la domanda classica, il premio letterario Prunola. Sì, Voi siete sponsor già dal primo anno sì, sì. e spero che sia stata un'esperienza piacevole l'anno scorso. È stata un'esperienza piacevole. E perché avete scelto di continuare a supportarci? Ma credo che comunque sia una cosa molto importante per noi di Castelfranco sia veramente un fiore all'occhiello che dà indubbiamente lustro a noi come aziende, società e alla cittadina stessa. Ecco, questo è sincero. Grazie delle parole anche. No, è Prima vero, è vero. Posso aggiungere, Sì. io non sono di Castelfranco, chiaramente abito qui vicino per logistica e per fortuna in questo caso per me chiaramente, ma per quello che ormai 10 anni che conosco la famiglia genovese, quindi tutto quello che parla di cultura, tradizione, arte e quant'altro, la proprietà è sempre stata molto attenta ed ha sempre sposato questo tipo di condurre anche la propria azienda. Ecco. E parlando di stile, adesso ci alziamo e andiamo a farci il giro della cantina Mazzolada, perché direi che è l'ora. Qui siamo anche vicini a una sorgente che è la sorgente, è la stessa falda delle terme di Bibbione. Quindi noi abbiamo l'acqua calda perché noi inquiniamo poco. Andiamo a vederla. È una cosa incredibile. È un pozzo che è profondo quando, Daniele, mi pare? Sui 400 metri, Sì, 380 400 più o meno. Caldo. È Quindi, 28. vedi, guarda, quest'acqua Inverno, infatti, sì. è l'acqua che utilizziamo per lavare i nostri invasi di acciaio. È Un acqua attimo calda. perché è calda perché da qua che... Ma però deve essere... in Guarda effetti- che roba. Andiamo a vedere adesso il nostro laghetto, abbiamo questo isolotto dove abbiamo un cason di valle, quindi fatto con i criteri dei casoni delle nostre zone qui, quindi di Caorle, fatto con canne lacustri del lago di Balaton ed è costruito esclusivamente con legno e canna lacustre, non c'è niente di cemento. C'è un punto anche la scritta. Prego.
Oh là là. Questa è la vecchia casa dei pescatori delle nostre zone, no? Casa dei pescatori. Va bene, mazzolada, ho in mano una bottiglia con le etichette Storica. storiche. Vigna del Falco. Perché il Falco? Allora, il falco è sempre stato il nostro logomarchio, ma soprattutto perché? Perché siamo in una zona dove vari rapaci, quindi falchetto, gheppio, eccetera, nidificano tantissimo. Questo vi spiega una cosa estremamente importante. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi seguiamo anche una fase molto importante nella lavorazione in campagna. Cosa vuol dire? Vuol dire che utilizziamo sì dei prodotti che possono essere fitofarmaci, ma li usiamo in maniera corretta, altrimenti non avremmo assolutamente questi rapaci che trovano tutta la fauna a terra. Quindi vi voglio far capire che il nostro prodotto è un prodotto comunque sano, quindi trattato come si deve dentro le regole che la legge ci permette. In equilibrio con l'ambiente. Assolutamente in equilibrio con l'ambiente. Perché stiamo guardando l'habitat qua intorno, tra l'altro siamo accanto a un lago dove abbiamo visto delle carpe così, più o meno, ed è veramente un gran bel posto. Adesso Grazie, andremo a vedere grazie, la vigna, Adesso parleremo della vigna del Tokai. Daniele vi parlerà della vigna storica prima del passaggio dentro le cantine. Ecco, con questo approfitto per salutare il direttore della cantina che purtroppo lavora essendo il direttore, quindi è stato chiamato ad altri impegni. Grazie mille. Grazie Paolo. Alessandro, grazie a te e grazie a tutti quelli che mi avranno la pazienza di ascoltare. Ci vediamo l'11 marzo Sarà fatto. Teatro Accademico di Castelfranco. Sarà fatto. Grazie. Grazie a voi. Allora, siamo davanti al ceppo del Tokai friulano originale. Daniele. Beh, questo è un vitigno del 63 e da qui sono nati tutti i nostri figli di Tokai più giovani che abbiamo nel nostro vigneto, grazie a Rauscedo, che lo ha ricatalogato come uno dei vitigni più vecchi e storici di Tokai friulano di tutta la zona, non solo dell'Isonzo Maggiore ma anche friulano. Per noi è un orgoglio averlo qui, non è per niente produttivo perché chiaramente produce pochissimo, però la qualità che ne esce chiaramente ha un valore immenso per me come tecnico. Ecco, riuscire a produrre un vino che poi tra l'altro una parte passa anche nelle barrique, matura anche nelle barrique, è un orgoglio molto bello. Viene scaricata in questa vasca. Dai Okay? camion, Quindi arrivano dai con i trattori. carri, viene scaricata in questa tramoggia di raccolta e viene portata alla pigiatrice. La pigiatrice ha lo scopo di schiacciare gli acini e separare le foglie, i tralci che arrivano assieme all'uva. Vengono chiaramente eliminati e tutto il succo e le bucce vengono trasportate, se sono le uve bianche, direttamente alle presse, se sono le uve rosse nelle vasche di macerazione, così chiamate, per la vinificazione in rosso. Quindi vinificazione in bianco, le uve vanno direttamente alle presse e vengono separate dalle bucce immediatamente, le uve rosse invece vanno all'interno dei contenitori delle vasche in acciaio, tutte termocondizionate per la macerazione, più o meno lunga in funzione dell'esigenza del prodotto che vogliamo ottenere. Allora, dalla pigiatrice le uve bianche arrivano all'interno di queste macchine che sono delle presse a polmone, pneumatiche, e chiamiamoli vecchi torchi, che hanno la capacità di separare le bucce dal succo. Il succo raccolto viene trasportato alle vasche di fermentazione, i mosti che provengono da uve bianche fermentano a una temperatura di 14-15 gradi di temperatura, mentre le uve rosse fermentano a una temperatura di 25-28 gradi. Questo è il reparto di vinificazione, cioè la parte dove arriva l'uva o il mosto, dove appunto poi viene lavorato e travasato quindi in altri reparti, però è il cuore nel periodo della vendemmia. Ecco, qui ci troviamo uno il reparto più vecchio
storico della cantina, c'è la parte, il primo assemblaggio, il primo nucleo, insomma, che poi chiaramente è stato ristrutturato, ripitturato da poco, come vedete, sia a livello di struttura e di pittura ma anche di pavimentazioni, e quindi insomma l'azienda ci tiene a questo. Qui dietro abbiamo delle botti in legno che sono state recuperate dai vagoni ferroviari che venivano usati per il trasporto con i vagoni ferroviari, attualmente non sono in uso e quindi fanno ormai parte del corredo storico dell'azienda. Che dimensioni ha la cantina? Prima parlavamo degli ettari di terreno, ma la cantina vera e propria? Beh, come superficie siamo circa sui 2000 metri quadrati di superficie divise in diverse stanze, magazzino compreso e baricaia, quindi da questo punto di vista è un'azienda che si sviluppa su una superficie molto importante. Quando siamo a ridosso della Robbino, siamo di nuovo con la parte libera e la parte dolce. Non finisce mai. Hai sentito il vino da in fondo, piano piano lo si porta avanti in maniera che in fondo resti libero e ci si avvicina, esatto, e ci si avvicina sempre di più alla zona dell'imbottigliamento. Allora, finalmente le botti. Qui abbiamo la botte di Lison, è il Lison che abbiamo visto. Esatto, proprio siamo capitati a Fagiolo, mi hai beccato, e qui siamo proprio di fronte alla nostra baricaia, alla nostra barrique, e siamo proprio davanti a quelle dei bianchi, e qui c'è il Tokai di cui parlavamo prima. Fra le altre varietà c'è dello Chardonnay e del Verduzzo, come uve bianche, come vini bianchi, e poi come vini rossi il Merlot, il Cabernet Sauvignon e il Refosco principalmente. Quanto resta in botte? Allora, in funzione della tipologia del legno e in funzione del prodotto che noi vogliamo ottenere. Normalmente il bianco si va dai 6 ai 12 mesi, invece i rossi, anche qui in base alla speziatura che vogliamo dare al prodotto, si va da 1 anno a 2, anche a 3. Poi la Barrique magari non è giovane, anche i 3 anni, anche i 4 qualche volta. Oh, eccoci qua. Daniele, mentre io sto immobile, ci racconti questa bottiglia? Questa è una bottiglia di metodo classico, annata 2011, annata di vinificazione 2011, ha fatto 36 mesi sui lieviti, quindi fermentazione in bottiglia. Muoviti, Alessandro. Scusate, ma è un'impresa riuscire. Adesso si trova in una posizione così chiamata in punta, proprio per mettere tutto il sedimento di lieviti a posizionarsi in quella parte, in quella bidule che si trova nel tappo, per poter poi, e qui la prossima settimana lo faremo, fare quell'operazione chiamata il dégorgement, cioè non è altro che togliere il tappo corona, far uscire tutta la parte torbida e poi fare l'aggiunta della liqueur di spedizione e il rabocco e l'abbigliaggio cosiddetto, quindi etichetta, retroetichetta e quant'altro. Voi congelate la parte? Viene congelata in una salamoia la parte di 4-5 cm, questo permette di inglobare in un unico corpo tutto il torbido, per permettere chiaramente con l'espulsione, grazie alla pressione della bottiglia di vino, l'espulsione dello sporco e una parte di ghiaccio chiaramente che si forma in quei 2-3 cm sul collo della bottiglia. È un'operazione affascinante, come lo è poi questo prodotto e tutta questa lavorazione che subisce questo prodotto. E rieccoci qua insieme col metodo classico. Daniele. Questo è un prodotto, ripeto, questo addirittura è un 2010 e quindi è un vino che addirittura ha 1 anno in vita in più rispetto a quello che avevamo visto prima. È il risultato di 5 anni di lavoro, di pazienza, di professionalità, di amore e di quant'altro che in questi prodotti bisogna avere. Quindi ne approfittiamo per fare un brindisi assieme e cin cin e prendiamo alla cantina mazzolata. mazzolata.